L'Isonzo, quando ci sono state le grandi glaciazioni e che nevicava per migliaia di anni, diciamo, si accumulava la neve nell'alta valle e accumulandosi la neve si comprime fino a trasformarsi in ghiaccio in più o meno anni, dipende da dove siamo. Questo ghiaccio è una massa molto pesante, quasi pesa come l'acqua, 0,83 per specifico, ma è leggermente fluido, si muove, ma è leggermente fluido, quindi diciamo che è una roccia che è abbastanza robusta, un po' morbida, ma che porta giù un sacco di roba, perché strappa tutto quello che ha sopra, lo porta via, e tutto quello che riesce a strappare dalle pareti e dal fondo lo porta via, e così facendo denuda le montagne e porta giù a creare le pianure. Ovviamente le montagne, dobbiamo sapere, che si formano sul fondo dei mari, nel 95% dei casi, altre volte sul fondo dei laghi, ma non è che ci cambi molto, o nei delta di fiume. Quindi sono fondi marini in cui sono arrivati dei materiali portati dai torrenti, dall'aria, dai delta e così via, frane, accumulato, schiacciato, appesato sulla crosta terrestre, poi a un certo punto è arrivata la spinta delle masse dei continenti, ha cominciato a separarsi, a muoversi, e facendo così hanno ricciato, hanno spinto, come da noi è arrivata una spinta, chi era ieri alla lezione, che non riuscendo, la terra non riesce a comprimersi, per cui a un certo punto, come un tetto, che si sono sollevate delle tegole, in genere delle file di tegole, come abbiamo fatto venendo qui da Caporetto. Questo è il lineamento, che continua anche qui, che parte da Barcis, arriva fino qui a Caporetto e poi piega leggermente giù seguendo l'Isonzo. Quindi lì c'è una faglia perché c'è questa fila di coppi che è montata su, e vedete le montagne che hanno gli strati che li vediamo da una parte, mentre per esempio in Varresia si vede la Varresia gli strati della roccia, perché lì i coppi sono ingroppati dall'altra parte. Bon, a parte questo, senza andare tanto indietro in termini geologici, parliamo del discorso del ghiacciaio. Venendo su da Cividale, praticamente abbiamo seguito la Valle del Natisone. Il Natisone è il fiume più importante qui delle valli, che io più le frequento più mi piacciono. Il Natisone ha fatto uno scherzetto, perché tempo addietro il Natisone nasceva dal Rio Bianco, Rio Nero, dove nasce adesso, prendeva il suo percorso, andava per la forra di Pradolino e saltava fuori a Stupizzo e andava giù, come andava giù più o meno verso Aquileia. Poi cosa succede? A fianco c'era il Bela, un bel fiumiciattolo che faceva il suo percorso, arrivava a Caporetto e andava a buttarci qui, diciamo a Caporetto, e si buttava nell'Isonzo. Poi tutti i fiumi, tutti i ruscelli portano del materiale, e più è la pendenza e più hanno capacità di trasporto di inerti, si chiama competenza, ma portano via materiale dal fondo, dai fianchi, ma anche da dietro. Quindi a un certo punto regrediscono e la sorgente del Bela è andata a intaccare l'alveo del Natisone, il quale, oh che bello, più profondo, blum, dentro, ha abbandonato la forra di Pradolino ed è venuto bello a Caporetto a buttarsi nell'Isonzo. Ma che succede? Arriva giù il ghiaccio, tanto, figuratevi nella stretta di Assaga, andava fino a Musi, che lì il ghiacciaio, scavalcava la Carnizza e arrivava giù a bloccare il torrente Resia, che ha formato un lago lì nella zona di Resia, e si vedono ancora i limi. Poi, andando via il ghiacciaio, si è formata questa valle praticamente, e i fiumi hanno formato quei laghi bloccati su, perché il disgelo arriva prima a sud che non nell'alta valle, quindi lassù continuava a nevicare e venire giù il ghiaccio, qui il ghiaccio non c'era più, quindi le acque formavano dei laghi, e questi laghi, dovrebbe fermarsi ma non ce fa, no? Bon. E questi laghi praticamente hanno creato queste incisioni dove andremo noi adesso. La vegetazione, abbiamo visto il bosco, c'è del frassino altissimo, abbiamo il carpine,
carpio nero e così via. Però laggiù della biglietteria già arriva la caccia, quindi con fare i lavori stradali si porta il materiale, dentro c'è basta un pezzettino di radice di acaccia, robina pseudacaccia, quella va avanti. Però nel bosco fitto di solito la caccia non vive, muore. Qui tutti i corsi d'acqua si impostano su una zona di fragilità del suolo, in genere su delle faglie o su delle fratture. La differenza tra una frattura e una frattura è uno strato roccioso che viene spaccato, la faglia è quando questo qui c'è uno scorrimento in su e in giù, o laterale oppure entrambi gli scorrimenti. Qui siamo su una faglia e vedete che non è solamente che hanno aperto la strada e uno strato si è staccato da quell'altra, perché ci sono gli specchi di faglia, vedete lì, lassù, quello lì praticamente, vedete com'è lisciato? Praticamente qui uno dei due strati ha fatto ed è rimasto quello strato liscio. Qui potrebbe essere perché hanno aperto la strada sotto, dico, è mancato un livello, è venuto giù, ma lì no, lì è frutto di uno sfregamento. Vedremo dopo delle faglie molto interessanti, ce n'è una triangolare proprio che sembra bloccata da un masso, no? Quindi in queste fratture, perché spingendo queste masse rocciose qualcuno fa e lì l'acqua trova il modo di infiltrarsi, porta giù sassi, allarga e allarga a 60 metri lo veniamo noi. Adesso passeremo sul ponte. Les sentiments sont trop chauds dans la tête de Marie, s'imagine en cloque, vivant pleinement sa vie. Elle défie la vie en solitaire, au bras d'un bel inconnu, se sentant seule sur terre, elle attend sa venue. Et elle y pense jour et nuit. Qui sera l'ange qui réveillera sa